Pronti? 1, 2, 3. Perfetta la partenza stavolta. Sono in 4 su una linea. Alla fine Vincent Trio con Marco Stefani che prende il comando davanti a Briccone Bello, all'esterno Bellamente che attacca con Antonio Di Nardo. 200 metri in 15,2. Alla fine passa la figlia di Marajah ed è la nuova battistrada nei confronti di Vincent Trio. Poi Briccone Bello a largo Acquatinta Font, la cui schiena viene prontamente presa da Axis di Girifalco. Chiude il gruppo il Sauro Taleggio Lung. Siamo sulla seconda curva con la corsa che ha preso ormai la sua fisionomia. Bellamente Vincent Trio a guidare, 46,3 per i primi 600 metri, mentre Acquatinta Font con in schiena Axis di Girifalco. Arriviamo al giro passato in 1-1-7 con sempre in vantaggio Bellamente, poi Axis di Girifalco sempre in schiena ad Acquatinta Font che è di fuori scoperta. 1:17,6 il primo chilometro, secondo passaggio davanti alle tribune con in vantaggio il numero 5 di Bellamente. Vediamo all'esterno è Davide Angeletti. Su Acquatinta Font Axis Girifalco in seconda pariglia, mentre c'è un rumore di un rotabile, probabilmente qualche problema alla ruota di un concorrente. Intanto la curva viene passata in 15,4, siamo sulla retta di là che viene stappata la femmina da Marajah e ora si mette in moto Axis di Girifalco che viene a fare la sfida che un po' tutti si aspettavano con Bellamente, ma Axis di Girifalco mette in campo un parziale veramente notevole. L'allievo di Natale Cintura che mette quasi 3/4 di cavallo davanti. Siamo all'ultima curva passata in 14,6 con Axis di Girifalco che ha preso buon vantaggio su Bellamente Vincent Trio, poi anche Briccone Bello rompe Vincent Trio, ma vince Axis di Girifalco nei confronti di Briccone Bello al terzo, Bellamente al quarto, Viking 3B. Quindi vittoria per Axis di Girifalco, Natale Cintura al doppio. Un momento positivo per il riscoperto catch driver siciliano. Stavolta per Holger Ehlert per i colori della signora Sabine Jackson. La vittoria per il figlio di Pascià l'Est.